Bentrovati, questa è la prima diretta dal mio terzo ufficio in Senato. Il primo appena arrivato fu a Palazzo Beni Spagnoli, cioè alla sede del gruppo parlamentare della Lega. Appena arrivato ovviamente non avevo incarichi, non erano state elette le commissioni permanenti e quindi avevo un ufficio da senatore con i colleghi al primo piano proprio di fronte a San Luigi dei Francesi. Poi sono stato eletto presidente di commissione nel giugno del 2018, come ricorderete, e lì mi sono trasferito da Beni Spagnoli a Palazzo Carpegna, che è quello che avete visto in innumerevoli dirette. Poi sono decaduto da presidente di commissione e ora mi sono trasferito in questo palazzo del quale non so il nome. Noi lo chiamiamo Palazzo Toniolo perché è a Largo Toniolo e questa è, diciamo, la mia prima diretta. In questo momento in Parlamento si lavora, la casta lavora. Scusate, c'è uno strano messaggio che mi dà Facebook, vorrei capire. Ecco qua. Facebook, fai il tuo lavoro e non dirmi cose che non mi interessano. Allora, e questa è la mia prima diretta da qui. Adesso la stanza è spoglia, insomma, avrete visto su Twitter, avrei bisogno di un arredatore, ma insomma il punto non è questo. In questo momento, come vi dicevo, la casta lavora, in particolare oggi stanno lavorando la commissione prima, ottava e quinta. La commissione prima e ottava, cioè affari costituzionali si sta occupando di un disegno di legge, la conversione in legge del decreto legge 16 luglio 2020 numero 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. È l'atto Senato numero 1883 della 18ª legislatura, comunicato alla Presidenza il 16 luglio 2020. Questo significa che essendo appunto un decreto del 16 luglio, 16 agosto, 16 settembre, scade il 16 settembre. È stato incardinato al Senato, quindi dobbiamo sbrigarci a darlo ai colleghi della Camera, altrimenti loro non riescono neanche a far finta di averlo letto. Questo è solo il testo, non me ne sto occupando direttamente io e quindi non ho preso tutta la cartaceità, anche perché nel decreto semplificazioni, nonostante ci siano delle cose che hanno un impatto economico rilevante, per esempio, almeno in potenza, come le norme sugli appalti, sui lavori pubblici, tutte queste cosette qui, non è strettamente di materia della mia commissione, della sesta commissione. In questo momento ci stanno lavorando i colleghi, non so se vedete in parte il monitor, nel circuito interno abbiamo il presidente Coltorti in questo momento dell'ottava commissione, prima presiedeva il presidente Parrini della prima commissione. Ecco che si sta stringendo adesso, sono nell'aula legislativa, le due commissioni riunite, perché naturalmente, essendo composte da tanti senatori, non si trovava una stanza abbastanza grande, un'aula di commissione abbastanza grande da poterli far star lì, diciamo, date le norme sul distanziamento per il Covid. Potrete apprezzare nell'angolo inferiore sinistro dello schermo un elegantissimo sottosegretario Malpezzi con la mascherina sul mento, perché insomma vabbè. Però non mi interessano questi aspetti, questo è prima ottava. Io prima sono stato in quinta si parlava del mio nuovo amico, di cui invece io devo un pochino occuparmi, perché è il decreto agosto. Allora, il decreto agosto
di cui qua vi presento intanto il testo. Dunque, quante pagine sono? Il fascicolo consta di 328 pagine. Questo è il fascicolo dell'Atto Senato. Vi ricordo che a noi arriva un fascicolo che è composto sostanzialmente da 3 cose. La relazione illustrativa, la relazione tecnica e l'articolato. La relazione illustrativa va da pagina 3 a pagina 67, la relazione tecnica va da pagina 68 a pagina 186, poi in questo caso c'è stata diciamo elargita anche una rettifica della relazione tecnica da pagina 186 a pagina 204, il disegno di legge inizia a pagina 205 e come tutti i disegni di legge di conversione è un disegno di legge, lui, molto semplice, qualcosa di semplice c'è, lo leggete qui, ovviamente al contrario perché la diretta Facebook vi riflette le immagini. La legge di cui stiamo parlando è molto semplice perché è fatta così. Articolo 1, comma 1, è convertito in legge il decreto legge 14 agosto 2020 numero 104 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Articolo 2, comma 2, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Un articolo con 2 commi. Ma naturalmente quando si converte in legge il decreto legge, approvando questa legge fatta di un unico articolo che dice che appunto il disegno di legge è convertito, si interviene poi sull'articolato del decreto e l'articolato del decreto consta dei soliti oltre 100 articoli, in questo caso sono 115, l'ultimo è un articolo diciamo privo di contenuti, formale, cioè parla dell'entrata in vigore e dice il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Questo è l'articolo 115, diciamo quindi che sono 114, sono comunque più di 100 articoli. Sono comunque più di 100 articoli su materie piuttosto corpose, perché il primo capo riguarda le disposizioni in materia di lavoro, quindi c'è tutto quel che attiene temi riferiti agli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, il fondo per la formazione personale delle casalinghe, perché no, le misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e dello spettacolo, insomma tutto quel che attiene insomma al mondo del lavoro. Questo è il primo capo, è un capo fatto di 26 articoli. Poi ci sono nel capo secondo le disposizioni in materia di coesione territoriale, che significa fondamentalmente come tenere il sud dell'Italia insieme al nord. Infatti l'articolo 27 è quello sulla decontribuzione al sud. Il capo secondo è fatto di soli 2 articoli, il 27 e il 28. Poi c'è il capo terzo, sapete che in questo momento tutti hanno scoperto che la salute è un bene importante da tutelare e reca disposizioni in materia di salute. E qui si va avanti con gli articoli dal 29 al 31, cioè dalle disposizioni urgenti in materia di liste di attesa alle disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. E vabbè. Poi siamo al capo quarto che parla delle disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza e siamo arrivati solo all'articolo 32. Qui su 114, quanti ne sono? 115 in realtà, 114 più 1. Si va quindi dall'articolo 32 che parla di misure per l'edilizia scolastica e si procede sul tema appunto di scuola, università ed emergenza, si procede con fino alle misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, che vabbè, bisogna fare indubbiamente anche questo, insomma, evidentemente ce n'è bisogno. Poi siamo al capo 5
capo quinto, e siamo arrivati quindi all'articolo 39, disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma. Articolo 39, incremento fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali. Sapete che gli enti locali hanno riscosso meno tributi locali e quindi insomma in qualche modo bisogna dargli dei soldi, e si va avanti con delle belle tabelle, con dei begli articoli. Incremento sostegno al trasporto pubblico locale, può essere l'articolo 44, incremento risorse per piccole opere, articolo 47, risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane, all'articolo 49, questa è una buona notizia, rischiate un po' meno di farvi del male, articolo 52, 53, insomma questo capo quinto è abbastanza lunghetto. Vedo che si dilunga e termina con un articolo che è molto lungo, e quindi questo andrà letto con molta attenzione, che è l'articolo 57, disposizioni in materia di eventi sismici. E qui per me, che sono stato eletto in Abruzzo, ovviamente ci sarà del lavoro, ma si passa al capo sesto, che si occupa di sostegno e rilancio dell'economia. Meno male che ci stanno pensando. L'articolo 58 istituisce un fondo per la filiera della ristorazione. Bene, buone notizie, l'articolo è un po' troppo lungo per essere buono, ma insomma poi ce lo leggeremo. 59, 60, 61, semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio, che durante un'epidemia mi rendo conto sia cosa prioritaria. Poi c'è un articolo molto più corto che parla di aiuti alle piccole e alle microimprese, e va bene, insomma, semplificazioni, procedimenti, assemblee condominiali. Nel mondo esiste anche questo, il mondo è complicato. Articolo 67, ne salto tantissimi, riassetto gruppo SACE. Sapete cos'è la SACE? Poi c'è il PIR, modifica la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine. Vabbè, insomma, c'è il mondo. Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari assicurativi, articolo 72, ecco, questa è proprio materia da Commissione Finanze, dovrò leggerlo con molta attenzione. Articolo 75, operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità di imprese e modifiche dell'articolo 64 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, che tutti voi conoscete benissimo, quindi non entro nei dettagli di questo. Eravamo al capo sesto, se non sbaglio, quindi fra un po' arriverà un capo settimo. Intanto si va avanti con misure per i campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021, che comunque devono avere luogo. Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale, anche questo diciamo, fa parte della complessità del reale. Misure urgenti per il trasporto aereo. Ecco, durante un'epidemia questo mi sembra un pochino più pertinente e urgente. Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente, articolo 90. Questa è la rubrica dell'articolo. Vabbè, articolo 93, disposizioni in materia di porti. Noi alcuni li vorremmo chiudere, ma questo è un altro discorso, non credo che si parli di questo nel decreto agosto, anzi siamo per l'apertura da queste parti qua. Poi c'è un articolo lunghissimo, di che parla sta roba qua? Scusate, un articolo che si estende su una quantità di pagine, è un decreto esso stesso. Articolo 95, misura per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'autorità per la laguna di Venezia. Allora, io Venezia l'ho nel cuore, per cui sono contento che adesso si dedichi un articolo che va da pagina 300 del fascicolo fino a pagina 310 e consta di 27 commi. Nel mio mondo questo sarebbe un decreto, non un articolo, sarebbe il decreto Venezia e magari andrebbe, poi ne parliamo. Ecco, dopo il capo sesto arriva il capo settimo, su cui molto verosimilmente la mia commissione dovrà, cioè la commissione cui io appartengo, che dovrà pronunciarsi, perché sono le misure fiscali. L'articolo 97, ulteriore realizzazione dei versamenti sospesi, l'articolo 98 proroga secondo acconto ISA, l'articolo 99 proroga riscossione coattiva, l'articolo 100 concessione del demanio marittimo, l'articolo 101 concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, l'articolo 102 siti oscuramento, titolo bellissimo, chissà che cosa vuol dire, poi lo scopriremo solo leggendo. Articolo 103 servizi dell'Agenzia della Dogane e dei Monopoli, che è materia fiscale. Articolo 104 apparecchi da divertimento senza vincita in denaro. Dobbiamo occuparci anche di questo, perché giustamente
Se c'è un nuovo lockdown e ci annoiamo, magari giochiamo con le macchinette. Lotteria degli scontrini cashless. Wanagana. Articolo 106, rivalutazione dei beni delle cooperative agricole. Articolo 107, differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. Articolo 108, maggiorazione ex-tasi. La maggiorazione di una tassa non è mai una cosa interessante. Vabbè, per chi la deve pagare. Articolo 109, proroga, esonero, TOSAP e COSAP. Articolo 110, rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020. Articolo 111, discussione diretta società in house. Articolo 112, raddoppio limite welfare aziendale anno 2020. Articolo 113, modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 49 del 2020. E poi arriviamo al capo ottavo, siamo all'articolo 114, che vi ricordate è sostanzialmente l'ultimo, e ovviamente come sempre l'ultimo capo di un decreto si occupa di disposizioni finali, beh sì, quello è ovvio perché è in fondo, e copertura finanziaria. E quindi l'articolo 114 mette la norma di copertura, quindi con roba del tipo: agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede: 2 punti. A. Quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, eccetera, eccetera, e vi raccontano dove trovano i soldi. Poi, se riuscissero sempre a trovarli, non avremmo il debito pubblico che abbiamo, posto che, diciamo così, come sapete abbiamo imparato che c'è il debito buono e il debito cattivo, non entro in queste amenità. E siamo all'articolo 115. Questo è l'articolato. Naturalmente la relazione illustrativa e la relazione tecnica sono dotate di quell'oggetto di culto, di quel feticcio che è il bollino che vi faccio vedere. Quello è il bollino, che è un timbro che è nell'ufficio del Ragioniere Generale dello Stato, che una volta era un ministro, era il ministro del bilancio e della programmazione economica, e che adesso invece è un burocrate, ma decide lui quello che va bene o quello che non va bene nei decreti che il governo fa. Vi risparmio considerazioni già svolte altre volte. Per quel che attiene alla relazione illustrativa, la relazione illustrativa vi racconta le storie che, per esempio, di che cosa siti oscuramento, c'era un articolo che si chiamava siti oscuramento, era bellissimo, dunque vediamo se ne ritrovo il numero. Mi piaceva molto questa cosa del sito dell'oscuramento, suppongo che abbia a che vedere con la rete, ma che ne so, volete sapere, che ne so, le contribuzioni cabotaggio, no, dov'era siti oscuramento? Adesso non mi ricordo. Infrastrutture stradali, no, non era qua. Era l'articolo, beh, ancora non lo padroneggio bene questo fascicolo, me lo sono appena preso di là. Mi scuserete, perché setto gruppo SACE, no, mi sa che era un po' prima. Ovviamente non è che c'è un indice, no? Perché nel caso in cui tu voglia, funziona così, devi ricordarti a memoria dove sta, ma se non te lo ricordi qualcuno è anche più contento, perché così non riesce a ritrovarlo e non riesce a leggerlo, e questo secondo me in alcuni casi a qualcuno può far piacere. Dunque, che ne so, ma qualsiasi articolo, se prendete, che so, articolo 30, che mi sembra un po' meno futile, incentivi in favore del personale sanitario.
all'articolo 1,2 del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 numero 27, al terzo periodo le parole tali importi possono essere incrementati fino al doppio degli stessi sono sostituite dalle seguenti: tali importi possono essere incrementati fino a un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi. Vabbè. Perché è stato necessario scrivere questo importante articolo? Beh, questo in teoria ve lo dovrebbe spiegare la relazione illustrativa. E nella relazione illustrativa, a pagina 17 del fascicolo, c'è il bollino del ragioniere dello Stato che ci guarda benedicente, quindi questo è stato approvato, è stato bollinato. La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge al fine di chiarire che gli importi destinati al finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale possono essere incrementati fino ad un importo aggiuntivo pari al doppio, cioè fondamentalmente la relazione illustrativa ti prende in giro perché ripete il testo dell'articolo. Allora, relazione tecnica, cioè ci stanno i soldi? Quello si dovrebbe vedere per fare sta roba, che non si è capito ancora bene cos'è, ma io non sono un esperto di sanità pubblica, quindi poi incentivi, articolo 30, in relazione tecnica la norma modifica il comma 2 eccetera eccetera, consentendo alle regioni con proprie risorse già disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico dei rispettivi sistemi sanitari. Ecco, perfetto, quindi diciamo così, i soldi ci stanno, ce li devono mettere le regioni. Ecco, questo è il decreto. Sono 328 pagine che parlano del mondo, cioè da come ricompensare il personale sanitario per lo sforzo che ha oggettivamente sostenuto in questo periodo, al regime fiscale dei giochi elettronici, alla disciplina dei porti, insomma tutto quello che abbiamo visto, il mondo, al trasporto aereo, al bonus babysitter, all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono la cassa integrazione, quindi una progressiva trasformazione della cassa integrazione in esonero previdenziale, alle misure concernenti il personale civile che opera nei reparti del genio campale dell'aeronautica militare, insomma, di tutto. Questo qui va, essendo di fatto, come avrete capito, sostanzialmente l'ulteriore, l'ennesima manovra di bilancio, quella che dispone dei 25 miliardi, se non sbaglio, dell'ultimo scostamento, questo qui va in commissione quinta. E allora come funziona quando va in commissione quinta? Allora, l'incardinamento c'è già stato, il che significa che, ecco, qua avete la relazione, d'accordo? La relazione che cos'è? La relazione è l'appunto che i due relatori incaricati di seguire il provvedimento nel suo iter in commissione e quindi di spiegarlo ai colleghi, di esprimere un parere sugli emendamenti, di riformulare eventualmente alcuni pezzi del provvedimento o, con propri emendamenti, o di riformulare gli emendamenti proposti da altri. Hanno descritto con un appunto di 23 pagine questo decreto di 114 più 1 articoli che è, diciamo, descritto da un fascicolo che si sintetizza in un fascicolo di 328 pagine. Come va in pratica? I relatori, che sono i colleghi, se non sbaglio, Manca ed Errani, io sono appena tornato e sto cominciando adesso a seguire in quinta sta roba qui, avranno preso sta roba che gli è stata fatta dagli uffici, se la sono guardata, sono andati in aula, hanno detto la diamo per letta e questa sta qui. Poi, come vi ho fatto vedere altre volte, quando abbiamo un disegno di legge da analizzare, gli uffici del Senato ci fanno due cose utili. Allora, il servizio del bilancio, nella sua veste tipografica che usa questo colore giallo, fa la nota di lettura. La nota di lettura sostanzialmente te la percorri, passi attraverso intanto c'è una cosa utile all'inizio che è
l'indice degli articoli, quindi qua magari troviamo anche i siti oscuramento, lo troviamo con più facilità, ma insomma al di là di questa futilità, la nota di lettura passa attraverso gli articoli e mette insieme, diciamo, dà una descrizione di che cosa l'articolo intende fare, quindi spiega la ratio legis, e insieme naturalmente mette anche, lo vedete qui probabilmente, le tabelle della relazione tecnica, per cui sostanzialmente hai messe in fila le informazioni più descrittive e più quantitative. È molto, molto utile, anche perché vanno a rifare i conti fatti in una relazione tecnica, perché spesso questi conti, diciamo così, non tornano, e in effetti è caratteristica di questo tipo di documento, cioè della nota di lettura del servizio del bilancio, sono caratteristici degli incisi che iniziano con la frase, con l'intercalare in grassetto sottolineato "al riguardo". Quando in questa nota c'è scritto "al riguardo", spesso c'è qualche problema. Esempio, sull'articolo 1. Al riguardo, si premette che la scelta di ipotizzare il ricorso generalizzato da parte di tutte le imprese considerate a tutte le 18 settimane concesse con il presente articolo appare ispirata a criteri di estrema prudenzialità. E quindi che questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente la copertura non è congrua, e quindi naturalmente questo vuol dire che poi ci saranno problemi, e quei problemi probabilmente li erediteremo noi. Questo al riguardo. Allora, visto che so che voi siete dei lettori accaniti, dunque, mentre il decreto consta di 328 pagine, il fascicolo, la nota di lettura è più sintetica, perché sono 262 pagine che mettono insieme informazioni di carattere descrittivo e informazioni di carattere tecnico, vi danno la ratio legis e buon. Poi naturalmente c'è anche un'altra cosa, questo è il servizio di bilancio del Senato, poi c'è il servizio studi che è unificato fra Senato e Camera, che ci dà il dossier. Questo è il dossier. È uno? No, sono due. Perché sono due? Perché il primo riesce a coprire solo gli articoli da 1 a 57 in 256 pagine, e l'altro descrive gli articoli da 58 a 115 in 254 pagine. Totale 256 più 254 sono 510 pagine. Adesso nel dossier che cosa troviamo? Ma nel dossier ritroviamo più o meno la stessa cosa che troviamo nella nota di lettura del servizio di bilancio dal punto di vista strutturale, nel senso che c'è una lettura lineare degli articoli dal primo all'ultimo, dove però si dedica molto più spazio, anziché al tema congruità delle coperture, al riguardo. Vi ricordo che, ricordati che devi non morire, ma ricordati che devi coprire la norma. C'è una descrizione molto più accurata del contesto in cui la norma interviene, con tutti i rimandi alla legislazione precedente, perché capite che gli articoli, insomma, quando uno li legge è notorio, questo è un problema del nostro modo di legiferare, sono tutti fatti così, cioè sono pieni di rinvii, no? In deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 numero 27 e successive modificazioni. Ora, o uno è un computer umano, oppure ovviamente non si ricorda tutta sta roba qua. Bene, attenzione, non se la ricorda anche se è onesto. Sì, scusate, mi dimenticavo questa, qui l'onestà non c'entra niente, qui è solo il fatto di farsi il mazzo, d'accordo? Ecco. L'onestà qui ce l'hanno tutti, è nell'aria, si trasuda da queste mura, la voglia di lavorare magari un po' di meno.
E qua quindi siamo così, mal contate, siamo oltre le 1100 pagine e naturalmente questo è, diciamo così, solo l'inizio, è un decreto abbastanza continente, dati gli standard di questo governo. In pura Italia ce n'aveva 126 di articoli, quindi ce n'aveva una decina più di questo. Ma questo è solo l'inizio, perché siamo solo all'inizio. Quindi qui che cosa c'è? Qui c'è solo quello che è stato fatto dal governo e dagli uffici del Senato. Basta? No, si andrà avanti. Un attimo, ci proseguo. Perché oltre a quello che è stato fatto dal governo e dagli uffici del Senato, adesso inizia il vero lavoro. E il vero lavoro di che cosa è fatto? Ma intanto di quelli che vengono a dirci, scusate, secondo noi le cose così non vanno. Per esempio, abbiamo appena ricevuto in audizione il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, che ha fatto osservazioni e proposte su questo decreto. Le osservazioni sono di vario tipo, che ne so. Prendiamo l'articolo proprio 1, no? Quello che parla della cassa integrazione, insomma. Prima sono venuti a raccontarci che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza sanitaria possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane incrementate di ulteriori 9. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso fra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. Tale disposizione implica per le aziende che non siano riuscite ad utilizzare tutte le 18 settimane previste dalla precedente normativa la privazione delle settimane residue a opera del detto meccanismo di computo automatico. È altresì evidente come i datori di lavoro che negli scorsi mesi abbiano utilizzato virtuosamente le settimane di cassa integrazione a disposizione risultino penalizzati dalle norme recentemente introdotte. Questo è un problema che sollevano i consulenti del lavoro, che sono stati, diciamo, una delle categorie più massacrate dal modo di legiferare un pochino convulso di questo governo, e questa è solo la prima di audizione. Andiamo avanti per audizione per una settimana, vedrete che alla fine ci sarà un occhiettino di roba così. Poi dopo iniziano gli emendamenti, nel senso che qualcuno ascolterà le voci che vengono dall'esterno o darà tramite una sua lettura emendamenti, e avremo gli emendamenti, poi avremo i pareri, poi avremo eccetera eccetera, e si andrà avanti così. Tutto questo solo in commissione quinta, che è la commissione bilancio, dove quindi evidentemente mancano colleghi che si occupano, che ne so, di cultura per le misure sullo spettacolo, di logistica portuale, e quindi una commissione trasporti per quel che attiene alle misure, che ne so, sui porti. Insomma, il legiferare così per, diciamo, decreto omnibus, che è di fatto una manovra di bilancio, ha un primo risultato voluto o non voluto, che è quello di sostanzialmente escludere i parlamentari competenti per materia, che hanno più esperienza perché trattano nelle loro commissioni dei temi specifici, che possono essere la cultura, l'agricoltura, il fisco, i trasporti, le attività produttive, eccetera, eccetera, il lavoro, di escluderli dalla lavorazione del provvedimento. Ora, per carità, uno può sempre affacciarsi in una commissione o farsi sostituire in una commissione per andare a dare un'occhiata. Per esempio, io domani sostituisco un collega in commissione quinta perché me ne voglio andare a sentire Gentiloni, perché c'è anche questo, andare a sentire Gentiloni, il commissario europeo italiano che si occupa di economia, come sapete, in un'audizione che farà in commissione quinta e quattordicesima congiunte e riunite, quindi le commissioni
commissioni bilancio e affari europei di Camera e Senato, che tutte insieme si riuniscono nell'unica aula che riesce a contenerle post-Covid, che è l'aula dei gruppi a Via di Campo Marzio. Sostituisco una collega che è meno interessata a questo tema, vado e quindi d'accordo, però diciamo così, da responsabile economico non posso non andare a sentire il commissario all'economia che parla del recovery fund, mi sembra assolutamente ovvio. Resta il fatto che fare un decretone immenso dove un singolo articolo, quello su Venezia, è a sua volta un decreto di 26 articoli che diventano commi di questo singolo articolo, rende oggettivamente difficile lavorare sia con competenza che con accuratezza i provvedimenti che vengono proposti, ma si sta continuando così, mettendo insieme cose non tutte urgenti e quindi poi anche non tutte efficaci. Vabbè, avete visto che del bonus vacanze, che se non sbaglio aveva allocato più di 2 miliardi, alla fine forse sono stati spesi 200 milioni, 400 milioni, non mi ricordo, insomma è rimasta fuori la stragrande maggioranza perché semplicemente era una misura inattuabile, in quanto metteva a carico dell'albergatore la necessità di anticipare le spese. Figurate che voi sono albergatore, in questo periodo poteva consentirsi, diciamo, di anticipare. Questo era stato detto, stradetto, solo uno dei tanti esempi di cose che gli si dice che non funzionano, ma loro continuano a farle perché? Perché hanno questa fregola dell'annunciare le cose. Naturalmente con il semplificazioni in prima e ottava, con Gentiloni in quinta e quattordicesima riunite congiunte, con il rilancio in quinta Senato, vabbè, io sono uno, cerco di tenere i cocci insieme, il mio lavoro di responsabile economico è questo. Nel frattempo c'è anche la campagna elettorale e per fortuna noi siamo una squadra, per cui per esempio per quel che attiene ai lavori della quinta commissione ho chiesto la cortesia alla collega Erika Rivolta, che è la vicepresidente, di tenermi cortesemente al corrente di come si svolgono i lavori nel caso in cui io mi perda qualche snodo, e naturalmente Erika è nel Dipartimento di Economia, quindi noi abbiamo la nostra chat di coordinamento e riusciamo a seguire le cose. Poi naturalmente c'è la collega Ferrero, il collega Zuliani, il collega Pizziarelli, insomma ci sono delle persone che vengono comunque da percorsi, uno è un sindaco, che hanno quindi le competenze per gli enti locali, per il tema dei trasporti, insomma, e si riesce, diciamo così, a affrontare la complessità della materia. È importante affrontare la complessità della materia? Direi di sì, nel senso che, come vi ho detto 1000 volte, questa non è una legge fatta dal Parlamento, no? Voi se mi seguite siete usciti dal raccontino del Parlamento che fa le leggi schiacciando i pulsanti in aula, questo ormai suppongo che sia superato per voi. Questo è un decreto, l'ha fatto il governo, il Parlamento in questi casi che cosa fa? Deve controllare, e quindi la domanda è una sola: due occhi controllano meglio o peggio di 4, di 8, di 16? La risposta è abbastanza ovvia. Vi ho fatto passare attraverso questo decreto legge, avete visto quanto è corposo, avete visto quanti articoli e quanta difficile lettura, avete visto di quanti temi si occupa, avete visto che per come è costruito verrà esaminato in profondità solo da pochi colleghi, quelli della Commissione quinta. Quindi è del tutto evidente che nel momento in cui l'organo, diciamo, il potere legislativo è esercitato dal governo e il Parlamento, al Parlamento residua un potere di controllo, più il Parlamento è ricco di personale, e mi riferisco non solo ai parlamentari, ma anche alle persone che con grande competenza e con grande dedizione mettono insieme questi strumenti di lettura che sono indispensabili, e più è facile evitare che il governo, diciamo così, se ne vada per la sua strada, che può essere tranquillamente, è assolutamente lecito che un governo governi. Non sono qui a dire che un governo non debba governare, ma sono qui a dire che
l'opposizione deve poter fare il suo lavoro e del resto deve poterlo fare anche la maggioranza, perché anche all'interno della maggioranza, soprattutto all'interno di questa maggioranza che è composta da 4 partiti, diciamo così, non del tutto affini in termini di ideologia, in termini di cultura politica, in termini proprio anche di percorsi personali dei propri membri, è possibile che anche all'interno di questa maggioranza sorga l'esigenza di controllare. Allora, considerate quindi che è abbastanza evidente che nel momento in cui si arrivasse a situazioni in cui in alcune commissioni parlamentari manca del tutto la rappresentanza di un partito o comunque il collega o comunque un collega debba dover presidiare più posizioni, come succede oggi per il gruppo delle autonomie, no? Il gruppo delle autonomie, per esempio, ha un parlamentare che fa simultaneamente bilancio e finanze. Sono materie abbastanza attinenti, ma una sola persona e tutta questa carta, no? Come possono andare ragionevolmente d'accordo? Considerando che poi un politico deve fare anche altre cose, deve andare in giro a parlare con gli elettori, deve andare in giro a parlare con gli amministratori, deve andare in giro ad ascoltare gli elettori, deve leggere e rispondere alle lettere degli elettori, dice sì, ma oggi c'è l'email, si fa subito. Insomma, dipende un pochino da quanto sei visibile e da quanto hai voglia di rispondere, perché le email sono parecchie, sono centinaia al giorno spesso. Bene, direi che il mio proposito di cominciare a deortotterizzare questi ambienti mi sembra sufficientemente raggiunto, perché nel descrivervi il decreto rilancio, come già vi perdonatemi, questo è il decreto agosto, il rilancio l'abbiamo saltato, l'abbiamo fatto lavorare da altri. Così come a suo tempo vi descrissi il decreto Cura Italia, già vi ho fatto capire qual è l'esito inevitabile di alcune riforme che adesso vi vengono proposte. L'esito inevitabile è che il governo farà come gli pare, perché nessuno potrà mai andare ad approfondire nel dettaglio il senso e il non senso delle norme che il governo produce. Va benissimo, io sono abbastanza laico sulle forme di governo, diciamo che forse si stava meglio al tempo di Hammurabi, non lo so, o anche di Luigi XIV, insomma, quantomeno la musica di quei tempi, quella di Luigi XIV, a me piace di più, ecco. Però non venitemi a raccontare che certe cose sono un progresso del parlamentarismo, perché il Parlamento, se lo si vuole far funzionare, è una roba dove qualcuno, tutta sta carta qui, non deve solo produrla col ciclostile, ma la deve anche leggere e la deve, se possibile, migliorare. Apro e chiudo una parentesi per dire che sono abbastanza commosso dall'attenzione che voi dedicate al problema dei poveri alberi che vengono abbattuti per produrre questa carta. Io, scusatemi, andrò controcorrente, degli alberi mi interessa fino a un certo punto, perché vorrei che mi spiegaste, nel momento in cui io vado diligentemente ad ascoltarmi un'audizione e sento che un audito mi parla di un articolo, io sono ancora abituato che le cose, così, prendo degli appunti a penna rossa, qua, no? E vorrei capire come potrei farlo sul meraviglioso iPad da teledidattica, come alcuni sostengono si dovrebbe fare, per non far piangere la Madonnina del Green Deal. In alcune circostanze, a mio avviso, la carta resta uno strumento di lavoro indispensabile. Mi dispiace, è così. Provateci voi a gestire un fascicolo di questo tipo senza poterci prendere appunti sopra e poi me lo racconterete. Sono sicuro che tornereste della mia opinione e che trovereste che forse rispetto alla libertà e alla democrazia anche il sacrificio di un albero in più, magari da coltura ecosostenibile, rinnovabile, ci sono tante
betulle su in Finlandia, insomma si può fare anche qui, tanti pioppi anche qui, si può, non pensate sempre alle povere foreste dell'Amazzonia che se vanno giù non è certo per colpa del Senato dove qualche senatore cerca di leggersi le carte. Quindi vorrei che evitassimo di concentrarci sui dettagli inutili e cercassimo di capire, e io sto aiutando nel mio piccolo a farlo, quale è il lavoro che si fa qua dentro, di quali strumenti necessita, di quali forze necessita, di quale personale necessita. Bene, se ci sarà il tempo sarò lieto di informarvi sugli ulteriori progressi di questo fascicolo. In questo momento di là proseguono le audizioni, sono arrivati i rappresentanti delle isole minori, si proseguirà, arrivano poi i sindacati, CGIL, CISL e UIL, sarà interessante ascoltarli. E per questa sera, dalla mia nuova e ancora spoglia dimora, è tutto. Vi ringrazio molto per l'attenzione e spero che sappiate leggere fra le righe, perché se sapete leggere fra le righe avrete colto qual è il messaggio. Per salvare la democrazia basta un no.